Non c'è nulla da stare allegri. Le regionali di Emilia-Romagna e Calabria scontentano tutti, a parte il Matteo Nazionale. Di sicuro ha vinto l'astensionismo, dato che alle urne si è presentato solo il 40% circa degli elettori. Ma se è difficile dire chi ha vinto, non è poi così difficile dire chi ha perso. E Forza Italia oggi si lecca le ferite. C'è chi minimizza, c'è chi richiama al senso di responsabilità. Forza Italia ne esce riflettendo sicuramente sul dato più allarmante, che è quello del grandissimo astensionismo, che ha visto un popolo italiano profondamente disaffezionato alla politica. Per quanto riguarda il Veneto, il responso delle urne della vicina Emilia fa tremare il Partito Democratico, ma indebolisce anche le quote di Forza Italia nei confronti della Lega. Ma il Carroccio che esulta per il risultato, secondo qualcuno, prende un granchio. Se Forza Italia perde consensi e non riesce a essere identificata per quello che merita, l'intera coalizione si indebolisce e con i soli voti della Lega credo sia difficile vincere le elezioni in Veneto. Anche perché il contenuto di Forza Italia è totalmente diverso da quello leghista. Aperti al cambiamento, tolleranti verso le diversità, però questo oggi noi lo diciamo sottovoce e siamo sovrastati da chi invece a volte cerca il conflitto sociale. Questione Berlusconi, qualcuno rumoreggia, lui invece, forte del suo consenso comunque consolidato, si concede addirittura il lusso di un casting tra i suoi giovani sostenitori, tra cui spicca la vice sindaca di Padova, che lo difende e dice chi ha fatto tanto bene all'Italia non ha colpe. È una questione di responsabilità che non è imputabile ad una persona, anzi è un leader che ha fatto tantissimo per il nostro paese in tutti questi anni, è un'assunzione di responsabilità collettiva.